Massimo Zanetti annuncia la propria candidatura a sindaco di Treviso e la discesa in campo spariglia le carte in una città ancora scossa dall'esito di un voto che ha completamente cambiato lo scenario politico, ed è soprattutto lo schieramento di centrodestra a guardare con interesse alla figura dell'imprenditore del caffè, già senatore di Forza Italia tra il 94 ed il 96, in particolare il PDL che, pur ribadendo la necessità di mantenere l'alleanza con la Lega, nutre più di qualche dubbio sulla candidatura di Giancarlo Gentilini. Se questa è una proposta che diventerà una proposta concreta nei prossimi giorni, possa essere una seria considerazione su ciò che potrebbe avvenire a Treviso. La prossima settimana è in programma un vertice tra le segreterie di PDL e Lega in vista delle amministrative. Sicuramente bisognerà fare un'analisi a 360 gradi. Non è detto che il candidato sia della Lega o del PDL o della società civile. Deve essere il miglior candidato che permetta a Treviso di avere un futuro nei prossimi 10 anni. Ma non tutti a Treviso, nel partito di Berlusconi, la pensano così. Zanetti non ha mai fatto alcun riferimento, nessun intervento presso il gruppo consiliare o la direzione provinciale del partito, quindi è un'ipotesi che per il momento non considero assolutamente. Eppure anche la segreteria provinciale della Lega guarda con interesse al nuovo candidato. Ha dato tanto alle proprie aziende, potrebbe essere un bel nome, in linea generale per un cittadino. L'auspicio nostro è sicuramente che sia un leghista. Vediamo. Vacilla la poltrona di Gentilini? Si vedrà nelle prossime settimane, anche se lo stesso sceriffo, pur con tutti i distinguo e guai a parlare di passo indietro, strizza l'occhio al re del caffè. Se è andato aumento la Lega sposa anche Zanetti, allora si potrebbero fare giochi nuovi. Zanetti sindaco e Gentilini vice, come si disse quest'estate? Chissà, lo sceriffo sorride. Certo che se avesse Gentilini come vice, io credo che non ce ne sarebbe per nessuno.